voluminose, grandissime. Ma cosa vuoi le macchine grandi a fare? Che oggigiorno l'intera famiglia al massimo siamo due o tre, come se il cane. Oh! E in più anche voi è fuori strada anche! Sì? Mi non capisco la roba, spendiamo milioni e milioni di euro per fare strade, tu dici che si compra fuori strada! Dove vai andare? Fai fossi! Dove vai? E in più anche, è normale, poi è roba di moda, roba di marca, e poi è il Paiaro, E Land Rover, e Cerotti, e Suzuki, e il Toyota, e Somare, sì. che quando che sia ora di lavarla mi tocca tornare 3 giorni di ferie, e mi non so mai da che parte scommissiare, così nel dubbio per non sbagliare a suonare tutto quanto da fare. Caro, vieni qui, caro, vieni qua, veloce, dai, vieni qua, caro, veloce, dai, vieni qua, caro, veloce, dai. Oh, scusami, dopo aver rasato Scusa, l'erba... ma queste pattine che te me dai non so mica correre. Oh, ascoltami, dopo aver rasato... Hai rasato l'erba? Come non ho rasato l'erba? Quante volte? 3-4 volte, pelo contro pelo ho fatto l'erba. Dopo aver lavato la vettura... Hai lavato la vettura? Come la vettura? Che massa che lava la vettura? Tua, sua che vedi, domenico lavava. Ci sarebbe da curare l'igiene ambientale. Ma sì, dai, caro, smaltire i rifiuti solidi urbani. Cosa? E porta fuori scoassi! Scoasse? Scoasse! Una volta scoassi e a scoasse, basta, finiva là. Adesso verrà che è un sacco di modelli. C'è la foto differenziata, che sia carta, che sia il vero, che sia il ferro, il piombo, il tungsteno, l'amianto, l'azoto, la carta, il piombo, secco, umido. Secco, umido, umido, secco, secco, umido, umido, secco, secco, umido, umido, secco. Secco, umido, Secco, umido, umido. secco. Che deve essere per quello che il tempo diventa matto, che non si capisce più niente. Per colpa delle scoasse! Perché quando tutti quanti insieme, vero, porta fuori il secco, te vedi che sei secco e alto, tutto alto. Quando tutti quanti porta fuori l'umido, piove a te. Mi non so mai da che parte scommissiare così nel dubbio per non sbagliare la domanda fatta. Caro, vieni qui veloce. Sì, vieni qui veloce. Ma sono che pappusce, ma niente. Dopo aver rasato l'erba, hai rasato l'erba? Quante volte l'hai rasata? 7-8 volte, occupa anche 7-8 talpe, maledette. Dopo aver lavato l'auto, hai lavato l'auto? Come l'auto, dentro fuori, tutto, sotto. Ci sarebbero anche tutte quante queste 500 auto da lavare, ecco. Dopo aver smaltito i rifiuti solidi urbani, ci sarebbe anche the dog to piss out. Il nostro mammifero canide domestico dovrebbe espletare i suoi bisognini fisiologici. Cosa? E porta fuori il can a pisare! E il can? Una muta intera di pastori tedeschi! Aschi, Alani, Doberman! E tutti quanti che pissa! Sui sercioni in lego leggero della macchina nuova appena lavata! Ma per cosa pissi sui sercioni della macchina mia, mi domando? Cosa vuoi da me? Perché il cane pissando cosa fa? Sfoda le siga. Il cane pisciando circoscrive il territorio e pissando sui rodi della tua macchina 100 chilometri del territorio che circoscrive senza far nessuna fatica. Oh! Cagnetti piccoli, i cani grossi, grandi, pare vacche, e i caga anche come vacche, e mi mona drio con paetta, no, con scavatore, vedo quella che è. E poi anche là un'altra roba che non mi sta a cacca,
vero? È una roba più biodegradabile che sia. Perché ne so, ma basta una Basta piova, ragione, tutto basta si de acqua, si spacciocca, si consuma, si smalteca in te la terra. No! Perché adesso ti costringono a mettere dentro i sacchetti di plastica. Sì, sigillati, Indistruttibili. liofilizzati, a norme CE, dice praticamente eterni. Fra 2000 anni mi troverà ancora i sacchetti di plastica con dentro gli stronzi di fido perfettamente conservati. Non gliene posso più di che affemminerà. Come che ho finito di fare una roba? Subito che me ne ordina un'altra da fare. E anche con che modi che mi dice robe, oh! Senza nessun rispetto! No. E non si può fare così! Perché visto l'uomo, e l'uomo è il capo della famiglia! L'uomo è il capo, ma è la femmina è il coio. E ricordate che è il coio muove il capo dove che vuoi. Ciao amoretto? Ma di chi sei che ti dite quante queste belle robette qua, eh? Menon! Tuo nonno! Menon! Ieri mi preoccupai qua. Era un tocchetto che non si sentiva parlare del tuo nonno. Certo che era un gran rompibae tuo nonno! Cosa sa tuo nonno? Menon sa tutte queste robe perché ha partecipato a ben 40 matrimoni, 39 come testimone e uno come imputato. Sto attento, bisighiera, ciacoetta. Dico, ma ti si to sposà, si to maridà, come si to messo? Mi? Sposato? No, caro, via, altro che... No? No. Ah, ora se puoi dire che te sei in libertà provvisoria? Dicevo che sono momentaneamente libero. Anzi, a dirla proprio correttamente, sono un singer. Sì, per scelta però, siete che altri. No. Mi sembra che te stai per conto tuo, te vivi per conto tuo. Sì, anzi, se qualcuno sa indicarmi, sarei in cerca di un appartamento, qualche dunga, qualcosa da affittare. Dillo casa mia. Dillo casa mia che sei in appartamento, guarda, libero, bello, Sì. luminoso, molto nuovo anche. Non vuoi anche tanti schedi di affitto? Dove? Ah, mi paghi tu sugli 800 euro. Oh, 800 euro! Ma si do forma, cos'è? Una reggia? Cos'è? Un castello? 800 euro! Attento, c'è 4 locali più la cucina e il gabinetto, insomma, mi pare una roba normale, più che normale. Se puoi risparmiare eliminando qualcosa, per esempio tipo la cucina e il gabinetto. Scusa, vuoi rinunciare a queste comodità qua? Dai, avanti. Scusa un attimo, ciappo 900 euro di stipendio. Come ne ho pagato 800 di affitto, non mi serve né a cucina né nel gabinetto. Perché non mangio e non cago. Guarda! Sì? Che neanche tutti quanti i torti. D'altra parte cosa ho avuto? Ormai siamo ciappai sempre così de corsa, no? Così de fretta, che non avevamo neanche più il tempo di farsi da mangiare. Sì, Compremo il mangiare già pronto. già pronto. E non avevo più neanche il tempo di andare in gabinetto. No, Compremo a casa fatta. E sappiamo, buttiamo dentro il water, tiremo l'acqua, a posto. sì, comunque ti è poco tanto fare spiritoso, perché qui come che crede che noi altri singer famo una vita de sa via, grama, senza soddisfazione. Siete in errore perché noi altri singer
se trattiamo bene, Bene. perché siamo da soli, se ciao a tutti quanti, se trattiamo per via di mangiare, mangiamo benissimo, benissimo. Infatti, te vedo, cosa che te togli quando che te vai al supermercato, cosa che te metti sul careo. Tutte quante che robe, vero, fatte apposta, favo altri Singer. Crepe, cozze e Nutella. Bisi impanati a ripieno di gorgonzola e al gusto di cacao. Porzione monodose del risotto coi funghi. 10 risi de numero e 2 funghi marsi. Che per vedere ti mette anche a lente di ingrandimento incorporata. Che dopo sei a sera, vero, de notte ti viene il busetto sul stomaco, vero? Dove sei che te catta? Dove sei che te catta? Te catta là in tangenziale davanti al furgonsin dell'onto che te mangi di che robe schifose, di che robe inaudite, robe marse, di che robe guarda fuori la testa, guarda. E voilà, monsieur! Bonsoir, messieurs! Bienvenue dans les fourgonsins de l'onto! Nous avons ce soir un menu très. Nous avons pescumissière in bellesse, nous avons baguette, avec louganega carbonisé, con sioe. Depuis nous avons folpie bovoetti con l'aglio. Depuis encore nous avons simmental con pomodori strafatti avec mozzarella montée di zon. Très bon, très bon. Très bon. Et pour finir in gloria, nous avons Brustelclui, toccia direttamente dalle vasette della mayonnaise, ketchup, senape, robe della lavanda gastrica più con vergognate schifoso onto. Scusami un attimo, no, non diteci unto, no? Scusami un attimo, sarà anche vero che mi vamo in giro alle 3 di notte per cercare di stropare un busetto su stomaco? Ma ti, alle 3 di notte, che razza di busetti vedi in cerca di stropare? Vergognate! E anche forse che nel caso mio non ho dei problemi, perché al momento del bisogno ricorro alla terapia intensiva, alla cura disintossicante della mia mamma. Oh mamma! Guarda che sono a testa di tua mamma, Weight Watchers, che ha messo una taglia di $20.000. Mamma! Mamma, tortiglioni toggiai sul caffè latte di mamma! Guardi che guardi. Dove se ovi sbattui col marsai, gli ovi di mamma! Che quando che avanza qualche ovetta mi fa di che taglia te. Maria Vergine, imbrasato al barolo della mia mamma. Roba da mettermi in moto tutte quante le pupille gustative. Buona. È proprio là, caro mio, c'è roba da mangiare che si vede a differenza che sei tra i Singer e gli uomini sposati. Perché i Singer, che ha fatto anche statistiche, indagini, stabilito che i Singer di solito sono magri, a parte qualche caso, ecco. E si sposai di solito sono grassi, vero? Grassi. Perché sto facendo? Perché il Singer, vero? Quando te torna a casa dopo una giornata di lavoro, no? E versa il frigo, e guarda quel che c'è dentro, e poi va in letto. Invece l'uomo sposato, quando te torna a casa dopo una giornata di lavoro, e guarda che c'è dentro il letto e versa il frigo. E a mangiare, mangia. E Questo che posso? Ma cosa vorreste femmine? Che sei contenta di un seado in frigo quando potrei avere un porseo intero in letto, eh? quindi, caro mio, che tu vuoi stare da solo? Hai voluto vivere da solo e ora adesso te rangi, caro. Te rangi, te fai su le maniche, te metti a traversetta, vero? E ti impari cosa che vuol dire governare a casa, mandare avanti una famiglia, capisco? Ti impari per esempio che tutti quanti alimenti hanno la sua scadenza.
Guarda che mille scadenze, le rispetto tutte quante, non ho niente da pagato indietro, le rispetto tutte quante le scadenze di tutte le tasse, l'Herpes, l'Impes, l'Impestato, l'Inciap, l'Incus, tutte quante le ho pagate. L'Herpes, No, le scadenze. le scadenze alimentari, sarebbe quando che ha roba da mangiare, no? Dopo un certo periodo, si rianima, tacca a mettere fuori il satino e tacca a camminare per domani. Questa è la scadenza. Questa è la scadenza, avevo confuso. Adesso lo capivo perché ogni tanto quando che versevo il frigo cantavo il mozzarella che giocava fra le ore a poker. Non faranno i ravanei come fisso. Che l'altro giorno ho trovato una dei tuoi bistecche per scala, anche a salutarmi aperto la porta. Comunque guarda, dite che poco da fare spiritoso, ma. Perché devi imparare a farla mangiare, per esempio, Ah, capito? beh. Cosa hai detto? A cucina economica? Ecco il forno con bronze, cosa hai detto? Io uso il massimo della tecnologia, uso il forno a microonde, ma sento che pratico, che comodo, letto. Dite Ciappi, per esempio, no? Un cibo qualsiasi, Sì. prendi un surgelato, no? Ah, bravo! Te Bene, lo metti in tela pedofila, Sì. te lo sbatti dentro il forno a microbombe e dopo 3 minuti l'è pronto, cucinato. Sai che buono, Buono. buonissimo. Ora mi sono diventato talmente esperto che ormai faccio tutto col microonde. Sì. Sì, mi abbronzo, scaldo a cucina. E già picca a televisione magari. Sì, in bianco e nero, ma in contempo sempre. E lavare? Come siamo messi con lavare? Che sai che hai detto? A toia? Effetto Alicia? Moretto, pare chi ha inventato le lavatrici, sento, mico, l'ultimo modello di lavatrice ha talmente tanti programmi la mia lavatrice che ha più programmi la lavatrice mia che TV sorrisi e canzoni, sacramento. E tutti quanti personalizzati. Ha il programma delicato, delicatissimo, stradelicato, il morbido, morbidissimo, stramorbidissimo. E rustico, e selvatico, e lonto. Tutti personalizzati, Sì, insomma. Che di Dopero acqua calda, l'acqua calda, l'acqua calda, che più Acqua calda sei, calda. meglio lava, 260 Bene, gradi, di più. 360 gradi, Sì. bro, tutta quanta roba. E già, se va di moda adesso, ecco, e mi ciapo tutti quanti i capi e li butto tutti quanti. Faccio le prove ogni tanto, ciapo e butto dentro tutto quanto insieme, calzetti blu, mutande verdi, camicia bianca, calzetti rossi, tutto quanto dentro insieme. Purè dei colori! Che quando sei ora di tirar fuori la roba dalla lavatrice, verde. Mi pare di essere una mostra di quadri. Guarda, una vera tavolozza di colori, un arcobaleno di colori. Per me il bucato non lo stendo, lo espongo. Guarda, dentro, dopo che te che lava, immagino che te abbia anche da stirare. Cosa hai detto? Il ferro con i bronzeti, Tutti quanti sa che dopo aver lavato va stirato. Infatti, Tito fra altri, i primi esperimenti non mi sono riusciti tanto bene perché non ero ancora pratico, però guarda, la mia prima camicia la tengo ancora come ricordo. Sei a questa? Fa fare la scultura del Bassan. Infatti come camicia non ho avuto un cazzo, però fa una bella figura come centro tavola. Guarda qua, sta bene. E dopo la seconda invece, fermala. E invece no, vuoi stare ferma? Bisogna che dà un'altra botta di amido. La seconda invece mi si riuscì un attimino meglio. Sei a questa? A fare un lavoretto al traforo. Mi deve scappare una bronza fuori. Finché non ho imparato, e ho imparato spiucciando dentro a casa della mia vicina, che per avere buoni risultati bisogna adoperare l'appretto. L'appretto c'ho! Da che a volta che ne compro a nastro, nastro? a quintai, Su, appretto. e dopo dappertutto. Sì, c'ho. Sì, sue camicie, sue tovaglie, sui risoi, sue mutande. Sue mutande? Dappertutto. Adesso ho capito cosa che è sto rigido qua. Pensavo che fosse roba tua, invece sei appretto. Il famoso appretto per il manico.
Davvero talmente tanto arbretto su indumenti che in ufficio mi pare di essere Robocop. Comunque guarda, se sarei un casfiga, però ti invidio, sai? Ti invidio perché ti sei libero. Tutti quanti che vuoi essere liberi, adesso voglio essere libero, anche mia moglie, è 3 giorni che mi foia, voglio essere libera, ma libera da cosa, che dico, da cosa? Mio nonno mi diceva che quando una femmina vuole maggiore libertà bisogna ingrandirghe a cucina. Senti cosa diceva il mio de nonno? E a donna se come il gong, ama battua regolarmente. Invece, caro mio, sono mie sfiga, sono separati in casa praticamente, non separeremo più, ognuno fa la sua vita, capisco? Mi sono buttato sugli hobby, mi sono buttato su internet, sul computer, ho fatto una malattia, ho fatto proprio la mania, sono diventato un maniaco. Mi viene per via batteria, non so più come fare manco del computer ormai. E da cosa te ne sei reso conto? Cosa che tu capisci? Ah, notte, no? Quando che mi alzo alle 3 di notte per andare a scaricare in bagno, no? Prima di tornare in letto, posso scaricare apposta il computer. Mi sono fatto qua un tatuaggio sulla schiena, sulla pelle, a fuoco. Sta scritta qua, questo corpo si apprezza meglio con Internet Explorer 4.0 superiore. Ho 2 fiori, uno lo chiama Outlook e l'altro Explorer. Sono un maniaco, sto mai. Adesso che te me dici, tanto preoccuparmi perché anche a me, con gli stessi vizi tui, Signore benedetto, perché per noi altri Singer, l'email, l'internet, è indispensabile. Senza l'internet e l'email noi altri siamo morti, perché a noi altri ne serve per socializzare, per mantenere i rapporti umani, e dato che a sera non abbiamo assolutamente niente da fare, nessuno che ne faccia compagnia, mi tacco al computer e ora tacco a navigare. Chatta. Non ti conosci il gergo tecnico? Seggiata, tradotto in parole povere per quei come ti, vuol dire se pastura. Se pastura a nastro, perché grazie alla tecnologia, grazie all'internet, all'email, il messaggio amoroso lo mando in giro a 300, 400, 500 femmine. Aumento le probabilità di cucare. Hai visto mai che sul muccio qualcosa venga fuori? No. Senti, visto che ragazzi tira fuori l'argomento, vero? Di quelle femmine, come sei? Quelle donne, Guarda, niente, Ti si inscrivi all'astinenza al 7° anno? No, dico, guarda, niente, bisogna che vada in giro col fio despinato, signora. Ma sì, bisogna che sta, e mi salta addosso. Che salta addosso? E mi si orienta, vero? Sul serio? Ma veramente? No, ma così? Sì. Non mi caga nessuno! Sento Sky che spendo di internet e non mi caga nessuno, signore. Anche come sesso. Sesso. 6 anni che praticamente non vedo più materia prima, che tu capire. Ormai diciamo, non ho più rapporti sessuali con le donne, praticamente no. Ma si può dire che ti puoi arrangiarti benissimo da solo? Una mano? No. La verità è che non so, può darsi che sia anche difficile, che abbia dei richieste troppo esigenti. Può darsi che sia quello. Adesso ho una mezza storia con è qualcosa. Una mezza storia con una. Perché mi ho un ideale particolare di donna. Mi vorrei una donna che fosse, come dire, che ne so, economa in cucina, ma porsea in letto. E più magari anche muta. In pratica ti vorresti una specie di aspirapolvere, quietente, silenziatore. E invece che ne ho cattata una che è porsea in cucina e economa in letto. Sono desfigato, sono sfortunato. Mi non so, che si sente gente che dice che le femmine ormai non ha più ritegno, perché bisogna stare attenti che se quei tigri, no. E l'altro giorno
Dopo un incontro ravvicinato con una mia collega, no, a me appuntammo, fa... Io sono libera. Tu sei libero. Perché non ci occupiamo? E cosa sì, io do Jessie? Oh! Molto bene invece che ho più esperienza, caro mio. E donne, pensa che noi altri uomini siamo come i parcheggi. Come? Perché? I meglio si occupai. E uno ci liberi, o siamo a piccoli, o siamo per gli handicappati. Pensi, stato quello che c'è il fatto? Perché noi altri uomini, dai donne, vogliamo solo che una roba, questo se dici la verità, dici la verità. Vogliamo solo che una roba non Sì. le donne, se ore sei così furbe, così intelligenti, che riesci a attaccarmi a Dio con tutto quanto resti. Ma farla curta, caro mio, in amore che vuoi so che fortuna. Cos'è? Fortuna. Oddio, anche un bel culo non basta. Un bel culo così sufficiente per successo in amore. Però non bisogna sempre che sia qualche duca che ti spesa. Invece come sia? Invece Sempre ho deciso, sarà poi questi diti, invece mi ho deciso di essere coerente, mi ho deciso di stare singer e mantengo la mia posizione. Mi sono contrario al matrimonio, alle convivenze, solo per le avventure veloci, fugaci, occasionali. Adesso, sai, con una mezza storia e con un'altra, no? Chissà che fosse le mezze storie, ma Insomma, sta qua che si ha messo in testa una roba che a voi mantenersi vergine fino al matrimonio. vergine! Come fa Sweeney? Ma se no fortuna, caro mio, se no fortuna! A tu deve mantenersi fino al matrimonio vergine! È a mia! Che se mantegnerà finché amore cancano! Guarda, mio nonno mi diceva, la verginità è come una fregoetta di pan per terra. Prima o poi arriva sempre qualche usetto che si apporta via. Guarda, a buio darvi un consiglio. Che avete a scambiarsi. A buio darvi un consiglio. Prima del matrimonio, tegni ben gli occhi verdi. E dopo il matrimonio, Vardere sararli tutti do. Che vado in ferie, dove sei che vado in ferie, quando sei che vado in ferie, con chi sei che vado in ferie, come sei che vado in ferie, quanto costa andare in ferie. Oh, lo sa che sta pronto, che è tutta No, stasera che è pronto, e con chi ha detto? Dici la verità. No, Taci, provo a indovinare. Scommetto che te ha che? Con tua moglie, guarda. Hago come mogliere, hago col governo, col mondo, hago con tutti quanti. Hago con sta vita che sta diventando ormai un mercato globale, vero? Che tutto quanto si compra, che tutto quanto è indispensabile. E anche le ferie, caro mio, ormai sta diventando una roba irrinunciabile. Non siamo buoni a fare manco le ferie. Altro che i nostri noti, i nostri nonni. I nostri nonni non sapevano neanche il significato della parola ferie. Dove davi i nonni? Davi in ferie a fare la settimana bianca a cortina di un pezzo? I nostri nonni facevano tutte le settimane in bianca. Davi al mare a Carle i nonni! Al mio ceto! Le uniche ferie che faceva i nostri vecchi era una settimana di ricovero in ospedale. Infatti, da sempre le malattie sta e ferie dei poaretti. 8 giorni di assoluto riposo.
8 giorni di assoluto riposo e che ne approfittava anche per farsi fare una bella revisione completa da te sapere, che dopo a fine li mandava a casa come se fosse sta nuovi, altro E che... non spendere i miei scherzi per andare in ferie se tu i No. nonni, vabbè, no? Non spendere tanti scherzi per comprarsi, non so, il costume 2 pezzi all'ultima moda per andare al mare.